La giornata di oggi è ormai un impegno annuale per Regione Veneto e Veneto Lavoro per fare il punto sulla situazione dell'inserimento lavorativo dei disabili in Veneto, a seguito della presentazione del report annuale dell'Osservatorio sul mercato del lavoro di Veneto Lavoro. I dati contenuti nel report sono numerosi e si presteranno a tutta una serie di chiavi di lettura per le settimane e probabilmente anche per qualche mese a venire. Una delle chiavi di lettura individuate oggi è il bisogno di un supporto forte e importante, anche attraverso strumenti e politiche attive per quelle persone con disabilità a maggiore complessità, maggiore gravità. Questi hanno bisogno di percorsi più lunghi. Lo strumento articolo 14 può essere uno strumento utile, in costante crescita da quando è stato adottato in Regione Veneto, una crescita tuttavia che pur essendo costante lascia ancora un ampio margine di crescita per questo strumento, che oggi copre il 9% degli inserimenti che ogni anno vengono fatti in Veneto, a fronte di un target di utenti per i quali sarebbe congeniale questo strumento, che varia a seconda dei dati di flusso o di stock tra il 20 e il 40% del totale delle persone disabili alla ricerca di lavoro. Quindi ancora un grande margine di crescita possibile.